Amici bellini, un etto di carne. Amici bellini. Troppo grande. Mi metto piccolo qua, perché il momento delle pagelle c'è tutta una nuova grafica. Non lo so se vi piace. Io credo, insomma, datemi soddisfazione che ci sto lavorando. E facciamo queste pagelle in maniera diversa, un pochino più sistemata. Vi ricordate la lavagnetta di Paolo Del Genere? Facciamo una cosa del genere, così magari posso giustificare tutte le stronzate che dico, muovendo anche i giocatori in campo. Piccola parentesi subito, questo video è stato pubblicato alle 11:30, quindi voi, se siete a casa, vi vedete il video alle 11:30, poi dopo vi sentite Paolo Del Genere, perché sono sicuro che voi vi sentite Paolo Del Genere su Canale Dischi. Dopodiché alcuni di voi saranno impegnati lavorativamente parlando, alle 9:30, 21:30 ora italiana, faremo una live, quindi guardate, e poi interveniamo tutti sulla live. Farò una videochiamata con il mio amico Antox Cicco, grande musicista, grande cantante e espertissimo di cose di calcio, e quindi parleremo, farete domande, parleremo un po' di futuro e della partita e della situazione in Serie A. Passiamo senza indugio ai voti, partendo ovviamente da Meret, il quale si prende 6,5 per me. Non voglio dare il 7 alla Chiariello, come al solito esagera sempre, però Meret va a terra in una maniera velocissima e la sua reattività tra i pali è veramente qualcosa di straordinario, quindi si prende 6,5. La parata mi pare fosse cassata, parata che poi la butta sul palo, e poi l'intervento credo fosse Pandev, che poi è stato fermato in fuorigioco, ma come è andato a terra il coraggio, noi parliamo sempre del coraggio di Ospina, ha il coraggio anche di Meret. Se Meret comincia a parlare di più, è un poco più sicuro con i piedi, abbiamo il portiere del futuro per i prossimi 650 anni. Yusai si prende un bel 6. Vi ripeto, grande primo tempo, tra i migliori secondo me della difesa, poi non è che spinge più di tanto, la fascia destra scompare un po' nel secondo tempo, quindi però 6 perché comunque mantiene bene. Noi con Yusai dobbiamo essere tranquilli perché ha dei limiti, lo sappiamo, e ci dobbiamo convivere, però va abbastanza bene per quello che fa. Sta meglio di Di Lorenzo, quindi merita di giocare senza problemi. Manolas e aggiungo anche Maksimovic, li metto insieme, prendono entrambi 6 meno perché nel primo tempo ognuno di loro sbaglia qualcosina, qualche appoggio, un po' di disattenzione. Nel secondo tempo crescono, anche perché il Genoa comincia a fare il lancio lungo alla cazzo di cane, e quando fa il lancio lungo alla cazzo di cane loro due salgono di livello, perché di testa ne hanno prese tante e diciamo, al di là del fazzolettino di Sfacim che ogni tanto mi ha fatto bestemmiare in aramaico, per il resto diciamo che i ragazzi si sono anche districati abbastanza bene. Perché non riesco a muoverlo? Fammelo muovere. Andava avanti e indietro, lo riesco a muovere. Dopodiché sull'altra fascia abbiamo Mario Rui, si prende 6 più, un pochino in più rispetto a Yusai, perché ha più tecnica, perché propone meglio e sta diventando più attento nella fase difensiva, diagonali più, ha fatto un paio su Pandem, mi ricordo una dove abbiamo urlato, e quindi se abbiamo urlato vuol dire che merita il più, per dargli quella, anche la soddisfazione di uno che insomma è stato molto martorizzato dalla critica dai tifosi napoletani, però sta tirando la carretta da solo, perché Gulam non esiste ancora, non lo vediamo. Io lo proporrò per Milan-Napoli, Napoli-Milan, ma non c'è. Mi aspettavo questa potesse essere la partita sua, ma ancora non c'è, quindi Mario Rui se la deve cavare da solo. Lobotka 6 perché non brilla, non fa grandi illuminazioni. Nel primo tempo tiene bene, capacità di cambiare gioco, non è richiesta una grande schermatura dalla sua parte, perché Genoa comunque era abbastanza rinunciatario in fase di possesso, però viene bloccato, viene marcato tantissimo, e quindi non è stato parte del gioco attiva in maniera esageratissima, e quindi si può prendere solo 6. Mi piace, mi può piacere anche più di Dem in futuro, però deve farsi dare una mano anche da Fabian, che prende 6,5, però mi sento anche generoso. 6,5 scaturisce dal lancio che Fabian fa per Lozano, quindi è un assist
decisivo per i 3 punti, però ancora a volte la leziosità, a volte la lentezza nel liberarsi del pallone, lo girarsi e cercare di mettersela sul sinistro. Poi fa delle cose bellissime e tu dici mamma mia, la tecnica, il campione, quello di un altro livello, la capacità di gestire, però deve essere più veloce, più... 6,5 che è quasi un 6 più, però 6,5 perché comunque ha fatto l'assist. Elmas si prende il 6,5 pieno, senza problematiche, perché mi piace tantissimo, è molto dinamico, riempie l'area di rigore. Che mi fate ripetere sempre le stesse cose? Riempie l'area di rigore, attacca la porta, vede anche la porta, il gol l'aveva fatto, quella è stata una combinazione, fallo di Manolas, va bene. Cerchiamo di non insistere su questa cosa qua, anche perché il pestone su Mertens ancora non l'abbiamo rivisto e c'era un probabile rigore, ma noi ormai ci siamo abituati e quindi facciamo in modo di non ripeterlo nemmeno più. Politano si prende 5,5 e sono generoso, ma perché devo differenziarlo dal voto 4 che si prese nella partita precedente. L'ho visto più attivo, un po' più propositivo, non ancora bene in maniera decisiva, diciamo, però un tiro che ha parato, che Perin ha parato, la traversa scheggiata, un pochino meglio, ma perché voglio essere magnanimo e longobardo. Mertens si prende 6,5 perché segna, perché la sblocca, perché tecnicamente lui c'ha i gol, eccetera eccetera, ma non si può prendere più di questo per la sensazione che mi dà che comunque debba tirare il fiato. Se non è una questione psicologica che sta un po' in vacanza, è una questione che deve tirare il fiato, che si siano fermati 2 mesi, non significa psicologicamente comunque sei stanco, perché questo è il momento in cui tu dovresti fare le vacanze. Io lo capisco che per un atleta è difficile, e allora sì, però devi, se non ce la fai, se non ce la fai lascia spazio a Milik, ma se Milik sta in quelle condizioni devi giocare tu, e Llorente non c'è, evidentemente non è in grado, e se non è in grado deve tirare la carretta Mertens come la sta tirando Mario Rui, e devi farmi vedere che non ti addormenti, che non ti prendi pause anche tu, un po' alla Fabian Ruiz. Sono questi giocatori che hanno più tecnica e quindi un po' si adagiano sugli allori, però si prende 6,5, come si prende 6,5 Insigne, che sempre più capitano, sempre più leader, ma nel senso di esempio per il sacrificio, si fa quella fascia davanti e indietro. Voi questi movimenti qua che Insigne fa avanti e indietro, voi a volte non guardate la palla, ma guardate Insigne dove viene a ripiegare, qua, e lo sa fare. E poi ha fatto in questa partita, specialmente nel primo tempo, ha fatto molti movimenti ad intercambiarsi poi con Mertens che scappava più sull'esterno. Il gol viene da questa situazione qua, dove Insigne si era accentrato e quindi aveva lasciato Mertens più sulla fascia, e quindi meno riferimenti per gli avversari, che c'era un intruppo là al centro della cosa, e quindi Insigne è molto intelligente, non so se su richiesta specifica di Gattuso oppure per una sua intuizione. Insigne e Mertens si intercambiavano e creavano dello scompiglio, e quindi lo scompiglio va benissimo e ci rendeva più pericolosi. Dopodiché dobbiamo fare una menzione speciale per Younes, si prende giusto il più, perché si prende un fallo mentre stavamo verso la fine, che era, insomma, ci doveva far rifiatare, quindi va bene. Anche Younes meriterebbe un pochino di minutaggio in più, ma giusto per vederlo, perché poi alla fine lo sappiamo che i titolarissimi sono abbastanza decisi. E Lozano si prende 7. Lozano si prende 7 perché entra bene, il primo dribbling subito lo ingarra, lascia dietro il difensore e si prende un fallo, entra subito pericolosissimo, e il gol poi viene quando si intercambiava, Mertens era uscito, si intercambiava con Insigne, e quindi lo troviamo qua, il lancio di Fabian, poi lui l'ha fatto scattare dalla sinistra verso il centro, freddando il portiere, quasi un po' inciampando un po' alla Zemaili, però efficace, e alla fine molto propositivo. Anche sto ragazzo meriterebbe una partita dall'inizio, ma giusto per vederlo. Stiamo creando il nostro Douglas Costa, praticamente il nostro Douglas Costa, che entra e spacca la partita, non ha la stessa tecnica, non ha quell'impatto là, però segna, sta diventando efficace, e perché no? E indovinate chi si prende 4? Si prende 4. Milik si prende 4 perché entra malissimo, entra senza voglia, non ne prende una, ragazzi. Io sono stato uno di quelli che ha sempre difeso Milik, lo ha sempre difeso, gli ha sempre riconosciuto il tiro, la tecnica, l'aiuto per la squadra, il rientrare indietro e fare le sponde con i centrocampisti, ma why you?
sei alto 2,90 m, ma una palla di testa la vuoi prendere? Non ci dai la soluzione. Quello, quando entra Milik, possiamo avere la soluzione di evitare il fazzoletto di Facim per una volta e Milik non ne prende una e non è possibile. Allora vuol dire che c'hai già la testa altrove e così non va bene. Noi questo finale di campionato lo dobbiamo fare con te o solo con Mertens, perché visto che Llorente non ce l'abbiamo e non voglio vedere Lozano prima punta, assolutamente. Quindi Milik, per favore, sveglia, facci vedere qualcosa di dignitoso almeno in questo finale di campionato. Scusatemi. E quindi questo è, non si prendono voti Zielinski, Allan, perché non hanno avuto tempo di toccare nemmeno il pallone, però credo che fondamentalmente questa partita era un trappolone e noi ce ne siamo usciti bene. Dobbiamo evitare i blackout tipo Atalanta. Gattuso l'ha detto, Gattuso si prende, non l'ho scritto, ma Gattuso si prende 7 perché ha capito la partita, il Napoli l'ha dominata, il Napoli ha trovato modo di essere pericoloso anche nonostante la difesa ad oltranza. Il blackout non è attribuibile a Gattuso e lui deve trovare l'interruttore e lasciarlo acceso, metterci lo scotch e lasciarlo acceso per sempre, perché altrimenti rischiamo con squadre più dotate, contro il Milan per esempio, rischiamo di fare brutta figura se ci addormentiamo. Vedi cosa succede alla Juve, si addormenta col Milan e prende 3 gol in 10 minuti. Non ce lo possiamo permettere assolutamente. Quindi da New York Valerio Fluido è tutto. Milik, stati fermo, dove vai? Dove vai? Stai fermo. Da New York Valerio Fluido è tutto, grazie per tutto il vostro supporto, fatevi sempre un giro sul sito, sull'Instagram, voi sapete cosa fare per farmi contento. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto tantissimo lasciate un subscribe, potete fare entrambe le cose, ma voi se siete già iscritti potete dirlo a un amico, ditelo a un amico, guarda c'è sta uno youtuber che ci fa pariare perché grida a Luke, però poi fa l'analisi, il commento, è divertente, allora ci possiamo divertire tutti quanti insieme. Non mancate alla diretta che si farà alle 9:30 su questo canale, solo qui, mi raccomando. Mamma mia, ma manca l'aria. Vabbè, questo è il lavoro dello youtuber, è una passione che si segue con passione, la compassione.